Allora, di nuovo buonasera a tutti, grazie per essere venuti stasera e ci scusiamo per questo ritardo. Purtroppo abbiamo avuto un imprevisto negli altri comuni e ci siamo attardati un po', però siamo qua e possiamo iniziare adesso questa serata. Iniziamo con un breve saluto da parte di alcuni candidati. Sappiamo che le liste che sostengono Renato Suru alla carica di presidente sono 5 e sono Vota Sardegna, Liberu, Rifondazione Comunista, Azione più Europa UPC e Progetto Sardegna. Qua con noi oggi abbiamo alcuni candidati, alcuni locali che conoscete tutti e sono per Vota Sardegna Sara Poddighe, per Liberu Giampiero Sanna e Salvatore Secchi, noto Bobore. Non abbiamo nessuno per Rifondazione Comunista. Azione più Europa UPC ci sono io, Gavina Tola e Gianna Pedoni. Io darei subito la parola a Giampiero Sanna di Liberu per un breve intervento e un saluto. Un applauso. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Grazie di essere venuti stasera di qua. Mi presento, per chi non mi conosce, sono Giampiero Sanna, un piccolo artigiano del legno. Insieme a mio fratello siamo rimasti gli ultimi a lavorare in questo paese. Il nostro lavoro oggi, più che produrre nuovi manufatti, è orientato alla conservazione e al recupero dell'esistente, al restauro di infissi, portali, mobili antichi tramandati ai nostri avi. Il contrasto allo spopolamento passa anche attraverso il recupero dei centri storici dei nostri paesi, recupero che deve rispettare i criteri architettonici e dei materiali utilizzati, caratteristici dei nostri borghi. Oggi mi presento in una veste insolita per me. Sostengo un'idea di autodeterminazione e indipendentismo, un progetto con la coalizione sarda per una rinascita della Sardegna. Sostengo un progetto non per grazia ricevuta o da ricevere, ma perché credo che abbiamo ancora la forza di non resistere, non di resistere ma di esistere e di cambiare le situazioni attuali in cui ci troviamo. Cosa propongo? Di sviluppare il settore forestale anche come produzione di materie prime, promuovendo la piantumazione di essenze lignee autoctone, quali il castagno, il piopo rosso e noce sarda, da sempre utilizzati nelle nostre costruzioni, dall'edilizia alla falegnameria all'arredamento, la formazione dei giovani al lavoro artigiano attraverso i corsi di formazione. Scusate la voce. Con l'istituzione di progetti di apprendistato che possono coniugare insieme i vecchi saperi con le nuove tecnologie. Lo spopolamento può essere contrastato mantenendo i servizi primari, quali la scuola, la sanità che è venuta a mancare completamente, ma anche con il mantenimento delle attività artigianali e di servizio, quali elettricisti, falegnami, idraulici, muratori e il piccolo commercio, attivitando una fiscalità di vantaggio affinché possa ancora esistere. Una proposta per la promozione del nostro territorio e la possibilità di offrire esperienze e un turismo che porti le persone a conoscere la nostra storia, le nostre attività e le nostre tradizioni, con la costituzione di un consorzio che unisca i siti archeologici del territorio, le strutture ricettive, produttive e artigianali, per offrire un'offerta turistica congiunta che crei ricchezza reale. E tutte queste proposte sono cose fattibili. Buonasera e lascio il posto agli altri, la parola agli altri. Grazie Giampiero. Candidato locale, ha detto una veste insolita, però è andato veramente bene, che lui proprio che non è abituato a parlare in pubblico, quindi un nuovo applauso anche per lui. Chiamo l'altra candidata locale per un saluto veloce, Gavina Tola. Come al solito, velocissima, mi conoscete tutti, mi sono già presentata anche lunedì scorso alla maggior parte di voi. Per chi non mi conosce,
Sono un'insegnante da 33 anni, sono stata assessore alle attività produttive, commercio, artigianato, turismo, agricoltura e ambiente per 10 anni e 5 mesi, sono consigliera comunale. Condivido tutte le cose che ha detto Giampiero Sanna, che sono tutte le cose che ho cercato di portare avanti con l'amministrazione, anche se non tutte sono riuscite. Volevo dire una parola a Renato Soru su questo dipinto, sull'affresco e su quello che ha dietro, perché io ero presente a Morese. A Morese abbiamo parlato di rinascita. L'uomo che è dietro di lei, dietro di te, sotto la rappresentazione dei moti antifeudali che sono il simbolo del nostro paese, rappresenta la rinascita, quindi proprio quello di cui stavamo parlando questo pomeriggio. E quindi spero che sia di buon auspicio per tutti, ecco. Bobbore, un saluto, Salvatore Secchi di Bonorva. Prego. Un saluto velocissimo, per chi non mi conosce sono Bobbore Secchi, mi presento come impresentabile ma va bene uguale. L'unica cosa che volevo dire e aggiungere insomma alla serata è la necessità improrogabile di batterci per le due S, che non sono quelle di Salvatore Secchi, ma sono quelle di sovranità alimentare e sovranità energetica. Basta. Buona serata a tutti. Grazie Bobbore. Gianna Pedoni per un saluto veloce. Ecco. Buonasera a tutte e tutti, io sono Gianna Pedoni, sono di Sassari, sono commercialista. Voglio raccontare un aneddoto che è una cosa importante che riguarda il bellissimo paese. Tantissimi anni fa una persona importante di Milano che avevo conosciuto, il mio vicino di casa al mare, appena tornato dall'Egitto, io l'ho portato a vedere Santo Antine. Quest'uomo di grandissima cultura mi ha detto: ma Gianna, ma Santo Antine è più bello di quello che io ho visto, che aveva visitato tutti i siti dell'Egitto, aveva fatto tutto da Luxor, eccetera, aveva fatto tutto anche la bellissima traversata sul Nilo, e noi abbiamo discusso di archeologia, perché lui era una persona molto importante. Allora, Santo Antine si entrava, non c'era neanche un custode, si arrivava lì stiamo parlando del 1990. Quello che voglio dire è che noi abbiamo un'isola che è un enorme tesoro, grandissimo. Allora io dico e chiedo a chi è meno giovane di parlare con i più giovani e spiegare che cosa è la nostra Sardegna, che cosa siamo noi, parlare della nostra libertà, di quello che hanno fatto chi è stato prima di noi e perché l'abbiamo conservata. Noi oggi abbiamo Soru che con una grandissima abnegazione e con grandissimo sacrificio ha fatto in 3 mesi un lavoro immenso. Allora tutti noi dobbiamo portare le persone a votare, tutti noi dobbiamo parlare con 10, 100, 1000 persone tutti i giorni. Quest'ultima settimana vi chiedo soltanto questo, non lo chiedo per me che sono una vecchietta di 62 anni, però lo chiedo per i giovani, io lo chiedo per i figli, lo chiedo per i nipoti. Non ci facciamo portare via questa possibilità, perché è terribile quello che ci vogliono far stare di nuovo, ci vogliono rendere schiavi. Noi siamo un popolo libero e questo è un messaggio fortissimo che deve passare, perché noi possiamo cambiare le cose, è nelle nostre possibilità, nelle nostre corde, non ci ripieghiamo, parliamo con chi non vuole andare a votare, ma non perdiamo questa possibilità, perché
ne va del futuro. Se perdiamo questi 5 anni, noi non avremo un'altra possibilità. Allora dobbiamo sentirci responsabili di quello che non abbiamo fatto. Sentiamo questa responsabilità. Poi abbiamo persone capaci che potranno realizzare tutte quelle cose di cui abbiamo bisogno, che se volete andare a vedere il programma che è stato scritto, ci sono scritti i problemi, ci sono scritte le soluzioni e tutto è fattibile, la scuola, la sanità, tutto è fattibile, ma senza il nostro voto questo non può diventare realtà. Scusate se sono stata troppo irruenta. Grazie. Grazie Gianna. Allora, iniziamo con Renato Soru. La sua discesa in campo in un momento della politica sarda particolare. Io forse non mi ricordo un inizio di campagna elettorale così confusa, con due schieramenti che ancora fino agli ultimi giorni insomma, non capivano quale poteva essere la loro guida per affrontare questa tornata elettorale. E qua avviene la discesa in campo di Renato Soru, una rivoluzione gentile. Trova una Sardegna stanca, disorientata, che ha, come abbiamo sentito anche dagli interventi dei candidati, che abbiamo parecchie difficoltà, una sanità che tracolla, abbiamo attività produttive che chiedono forse maggior sostegno. Non c'è ad oggi un progetto chiaro e una veduta di lungo periodo, quindi oggi siamo a un bivio ed è qua che scende in campo Renato Soru. Prego. Grazie Gianfranco per questa presentazione, grazie per questo invito, per aver organizzato questa bellissima serata e chiedo scusa a tutti voi per essere arrivato così in ritardo, in qualche modo per avervi costretto a stare qui fino a sera tarda. Mi sono anche perso, mi è successo di tutto, sono caduto a Olbia, ci siamo persi nel bosco perché c'è la strada interrotta, non sapevamo se andare indietro o avanti. Però le campagne elettorali sono intense, soprattutto negli ultimi giorni, perché bisogna cercare di non perdere neanche un momento, perché sembra così, tutto così importante, perché la posta in gioco è veramente tanta. Perché sono impegnato in questa campagna elettorale dopo 20 anni? Nel 2004 io facevo il mio lavoro, era un lavoro che mi piaceva, mi interessava, mi entusiasmava per certi versi. E mi è capitato però che mi chiedessero, senti, di partecipare alla vita pubblica, di impegnarmi in politica, di partecipare alle elezioni regionali che sarebbero arrivate l'anno successivo. Io mi dicevo che avevo già il mio bell'impegno col lavoro e che in qualche modo ero utile anche col lavoro, lavoravano tante persone, insieme a me eravamo in tantissimi. Poi però hanno continuato, sempre con maggiore insistenza, a chiedermi di mettere da parte anche l'attività importante, preziosa dell'impresa e mettermi magari al servizio di un'attività più importante, più nobile, di un'attività che ci riguardasse tutti e non solamente riguardasse magari la mia ambizione di impresa o comunque il lavoro di una società, di una comunità che lavorava insieme, ma potesse riguardare tutta la regione. E io ci ho pensato davvero a lungo, poi però mi sono detto che se avessi rifiutato non avrei più avuto il diritto di continuare a lamentarmi delle cose che non vanno bene, che non andavano bene, lamentarmi di una regione che non pensava al lavoro, all'industria, che non sosteneva le attività che nascevano, che era persino disinteressata a quelle che comunque erano nate, crescevano e sembravano anche importanti.
mi dispiaceva mi lamentavo in continuazione di una regione disordinata, di un ambiente trascurato, a volte sporco, fatto di discariche, di cave abbandonate da quanto tempo, di una speculazione edilizia che sembrava inarrestabile. Insomma, pensavo che la Sardegna meritasse più di tutto quello che vedevo. E per questo mi lamentavo. Ma una volta che sono stato chiamato a fare qualcosa per questa comunità e avessi deciso davvero di rinunciare per perseguire il mio progetto personale, avrei perso per sempre il diritto di lamentarmi. E davvero non è bellissimo rinunciare a mettersi al servizio di un'ambizione più grande, quella di fare un pezzo di strada insieme, di crescere non solo personalmente o nel tuo ambito familiare, ma di crescere insieme a tutta una comunità. E quindi nel 2004 è iniziata così. Sono stati 5 anni molto belli, intensi. Ho cercato di dare l'avvio di una storia nuova. All'epoca si diceva una regione che metteva al riparo la fascia costiera, che metteva al riparo il paesaggio della Sardegna per consegnarlo alle generazioni future, una regione con maggiore attenzione al mondo dei trasporti e alla scuola, che cercava di riformare, che cercava di farla ripartire la regione. È stata una stagione, credo, proficua ma molto breve. Non sono stato capace di essere rieletto. C'era Berlusconi imperante in quel momento e forse molte delle cose che avevamo fatto, che avevamo messo in campo, non siamo stati capaci di spiegarle bene, o forse alcune le abbiamo sbagliate, o forse era un pochino troppo per mostrare subito i frutti. Il fatto sta che quella stagione si è interrotta un po' troppo in fretta. Ho fatto l'opposizione per 5 anni, ho avviato un'esperienza in Europa, poi mi è successo di tutto, vicissitudini di ogni tipo, comprese anche di salute, e pensavo di aver abbandonato la politica per sempre, o meglio, continuavo a guardare la Sardegna comunque con gli occhi di chi ha avuto il grande onore, una grande responsabilità di guidarne la politica da presidente. Continuavo a guardare la Sardegna come un progetto, diciamo, non portato a termine, a guardarla e soffrire per le cose che pensavo che sarebbero e potrebbero andare meglio e le cose che invece continuavano ad andare male, anzi una Sardegna che si impoveriva, con una sanità che cadeva, diritti che venivano non più rispettati. Una scuola sempre più debole, autonomie scolastiche che si riducono, plessi scolastici che si chiudono, l'assalto dell'eolico con una nuova grande servitù, un'agricoltura sempre più povera, la Sardegna più povera che tornava nell'obiettivo 1, tra le regioni più povere europee e quindi più bisognose di aiuto. Davanti a tutto questo la politica sembrava sparita. C'era questa destra che governava la regione, che ha portato a questo disastro che è sotto gli occhi di tutti, ma non c'era un'opposizione convinta e tantomeno c'era una discussione pubblica, un dibattito pubblico, non c'erano gli intellettuali. Persino i giornali si occupano più di altre cose che provare ad approfondire i mali e le opportunità della Sardegna. Non c'era un confronto nelle piazze, in sedi pubbliche come queste, in cui si potesse discutere della situazione attuale e delle emergenze, ma anche delle prospettive, che comunque sono estremamente importanti in questo momento. Non c'era nulla, c'era un silenzio. I partiti non si riunivano, tantomeno si riuniva il partito in cui ho militato e che ho contribuito a far nascere. E per questo quasi timidamente, quasi per provocazione, ho iniziato
la prima volta un po' per caso, un dibattito in piazza ad Alghero, altrettanto per caso quasi un altro dibattito in piazza a Sassari ai primi di settembre e poi progressivamente sempre tutti i fine settimana, 2, poi ho iniziato ad andarci anche nei giorni feriali, in alcuni casi. Ho cercato di promuovere la discussione, di buttare un sasso nello stagno, provare ad alimentare il dibattito, il confronto, il dialogo con i cittadini, le cittadine, per dire ai partiti cosa state facendo, insomma, proviamo a discutere, proviamo a immaginare un programma, che cosa fare, o assistiamo passivamente all'indifferenza delle persone, giustamente dovuta all'indifferenza di chi, della classe dirigente, di chi dovrebbe avere maggiori responsabilità di provare a migliorare e a cambiare le cose. Ma i partiti sembravano solamente interessati a discutere su tavoli chiusi nelle segreterie a Cagliari, un sacco di liste, sigle sconosciuti ai più, che non esistevano, un fantomatico tavolo di 20 persone che però discutevano solamente di modalità, di persone, di tecnicismi che nulla avevano a che fare con i problemi delle persone, con le opportunità per la nostra regione e per niente si aprivano al dibattito pubblico. Ho chiesto allora che ci fosse un processo normale a cui siamo stati abituati nella storia del centro-sinistra in Italia, e cioè provare ad aprirsi al confronto pubblico, aprirsi al giudizio dei simpatizzanti del centro-sinistra, organizzare delle primarie dove diversi candidati si potessero presentare con diverse idee di programma, con diverse visioni di futuro e raccogliere l'interesse degli elettori e far scegliere agli elettori sardi quale potesse essere il programma migliore e la persona migliore, maschio o femmina che sia, per rappresentarlo. Conoscete la storia, il PD si è chiuso, i 5 Stelle si sono imposti, ne è venuta fuori una strana storia, non di centrosinistra, perché credo che col centrosinistra non abbia molto a che vedere, di un PD che si è adagiato e adeguato alla prevaricazione di Conte e dei 5 Stelle, che hanno preteso che la Sardegna dovesse toccare a loro. Un esercizio di potere fatto sulla base pensando a equilibri politici nazionali, pensando a convenienze diverse, ma non pensando a un programma per la Sardegna. Io ho continuato ad andare in giro e a parlare, arricchendomi ogni volta e raccogliendo sempre più gente attorno alla possibilità appunto di costruire insieme un programma per la Sardegna. E ho continuato a dire che non ero necessariamente il candidato migliore, ma un candidato possibile che era interessato a confrontarsi con gli altri. L'ho fatto fino ai primi di gennaio, continuavo ad andare in giro, a parlare, a discutere, a scrivere, a trasmettere online. La grande novità di quest'anno è che tutti questi dibattiti, ormai ce ne saranno almeno una 70 online, sono stati registrati e vi hanno partecipato anche attivamente non solo le persone nelle sale, ma persone da tutta la Sardegna. È diventato sempre più un dibattito ampio, corale. Però le persone che si chiudevano a Cagliari non avevano nessuna intenzione di aprirsi al dibattito. E quindi mentre nel 2004 sono stato chiamato, questa volta non mi ha chiamato nessuno, anzi mi hanno invitato a farmi da parte, mi hanno invitato a lasciar perdere, mi hanno invitato a dire che, mi hanno invitato a considerare che c'erano scelte diverse, convenienze nazionali di cui bisognava tener conto. Io mi sono convinto definitivamente che della Sardegna a Roma non gliene interessi a niente nessuno, non gliene importi tanto. Gli interessa di governarla, di usarla, di scaricarci una servitù dopo l'altra, e adesso ce ne sono altre che vogliono essere scaricate. Non gli interessa di
di vederci finalmente superare questo ritardo di sviluppo, questa povertà che ancora ci attanaglia. E tantomeno gli interessa di vederci liberi, di decidere autonomamente. Gli interessa di gestirla, di comandarla, di utilizzarla. Gli interessa sia a destra che all'altro estremo, ai 5 Stelle. Gli interessa di poter piazzare un loro uomo, piazzare una specie di viceré che renda conto a loro invece che a noi, che rappresenti gli interessi di chi ce li metta, di chi ce lo mette, gli interessi del politico di turno, del capo di turno che li mette a comandare, a gestire la Sardegna, e non una persona che possa davvero rappresentarci degnamente qui in Sardegna e rappresentarci degnamente all'esterno. E c'è bisogno davvero di un percorso nuovo, di una strada nuova che non abbiamo mai sperimentato in Sardegna e che invece è ora di sperimentare ed è ora anche di portarla a vincere, perché l'occasione è estremamente importante, non possiamo permetterci di non coglierla. Le proposte in campo oggi sono molto chiare. Sull'Unione Sarda di oggi c'è la proposta di Truzzu, al giornalista dice: ma lei cosa pensa di fare? E come pensa di poter governare questa regione? E lui dice: io sono molto amico di Giorgia Meloni, la conosco da tempo e sono anche amico personale di tanti ministri che potrò chiamarli direttamente al telefono e loro mi risponderanno al telefono. Questa è la sua idea e la esprime, la racconta, la dice così. Ci sarebbe da indignarsi, c'è da indignarsi, perché lui sta ripetendo, sta continuando a dire che l'unica possibilità per la Sardegna è quella di continuare a sperare nel re o nel capo amico, nella benevolenza del sovrano, si diceva una volta, no? Continuiamo a capo chino a sperare nella benevolenza del sovrano, che siccome un po' mio amico e siccome sono ubbidiente, siccome non faccio del male a lui e faccio i suoi interessi, ci tratterà bene. Questa è la visione della destra oggi. La visione dei 5 Stelle è: la Sardegna tocca a noi e quindi niente, quindi tocca a noi e basta, altrimenti niente. E la visione del PD è stata: insomma, però se mettiamo pere con mele alla fine vinciamo. Lascia perdere che dovremmo avere storie totalmente diverse, lascia perdere che sia una storia che è nata al governo con la destra di Salvini e sarebbe continuata tranquillamente se Salvini non avesse mostrato di voler prendere il controllo di tutto. Ve lo ricordate quell'estate a Papete, no? Alla spiaggia, che diceva: no, voglio, se mi dessero i pieni poteri. E allora Conte si è un po' insospettito, ha detto: no, prima che mi mandi via lui, mando io via lui e cerco qualcuno con cui andare. Quindi è passato dalla destra alla sinistra indifferentemente. E oggi la pretesa di Conte è imporre una candidata che non c'entra nulla con la Sardegna, che non la conosce, che non ha un pensiero per la Sardegna, ripete delle cose che con la Sardegna non hanno molto a che fare, le ripete in maniera generica, non prende mai una posizione chiara su nulla, ed è in crollo nei consensi, perché più parla e meno ha consenso. E anche chi ha accettato la sua candidatura si è accorto di aver sbagliato. E oggi è venuto Conte per 3 giorni a fargli la campagna elettorale. È venuto Conte per 3 giorni, la settimana scorsa c'era la Schlein, la settimana prossima tornano tutti e due per la sua chiusura della campagna elettorale, tutti e due, che è l'immagine emblematica di una campagna elettorale che riguarda Conte e la Schlein, non riguarda la Sardegna. Perché vengono tutti e due? Perché interessa a loro, non interessa alla Sardegna. E interessa a loro perché su questo hanno fatto anche una loro scommessa nazionale, quindi sono preoccupati di quello che possa accadere. Ma la Sardegna aveva bisogno ed ha bisogno di un'analisi più puntuale, più precisa della situazione di oggi, delle opportunità di oggi,
ma anche di tutte le risorse che abbiamo a disposizione oggi, delle possibilità nuove di un mondo che sta cambiando sotto molti punti di vista. Ne parleremo nel mondo dell'agricoltura, dell'energia, dell'istruzione, tutti i capisaldi del pensiero europeo di oggi, per il quale abbiamo una quantità di risorse enormi da investire per cambiare le sorti di questa regione. Tutta questa cosa la dobbiamo governare noi, non la può governare né Conte né Schlein, non la possono governare le loro imposizioni e non la può governare nemmeno la benevolenza di Giorgia Meloni o di qualche ministro. Per questo è la discesa in campo per rispondere alla tua domanda. Per questo, mentre sono stato alla finestra per tanto tempo e avevo abbandonato le istituzioni per tanto tempo, ho pensato che comunque ho avuto un onore, ho avuto una responsabilità e avevo anche la responsabilità di non stare zitto. Ho messo in campo la mia voce, qualche pensiero, qualche discussione, un po' di dibattito pubblico. Non ho preteso nulla, ho preteso che si potesse discutere in Sardegna di progetti, di programmi e di leadership e non ho accettato le imposizioni romane. Ho ribaltato il tavolo perché non è più tempo di imposizioni, e tantomeno di imposizioni che ci danneggino. Tantomeno di imposizioni sulla nostra pelle e al nostro danno. Di imposizioni ne abbiamo avuto tante e siamo ancora qui. Abbiamo fatto tanta strada, siamo usciti dalla povertà, dalla miseria, ma siamo fermi in questa strada in questo tratto di strada da troppo tempo. C'è un altro tratto di strada che la Sardegna merita di fare per agguantare le condizioni di vita migliori, più simili a quelle delle regioni più avanzate d'Europa. C'è questo tratto di strada che questa soggezione, questa sudditanza, questa subalternità che sembra che non ci vogliamo scrollare di dosso, questa sudditanza ci sta portando. È ora quindi davvero di scrollarsela di dosso e di pensare una storia nuova, che è quella che stiamo cercando di fare per il 25 aprile e per il futuro. Grazie Renato, ho fatto un quadro lucidissimo e chiaro della situazione attuale che abbiamo in Sardegna. Passiamo ad affrontare un tema che a me sta molto caro. Io, come molti sanno, sono un imprenditore agricolo e proprio questi giorni stiamo assistendo, non solo in Sardegna ma in tutta Italia, in tutta Europa, a delle manifestazioni di un mondo che ormai vede infoltirsi una nebbia che inizia a preoccupare tutti. Ci sono forse delle politiche europee che non sono chiare o perlomeno fanno prendere delle direzioni che non piacciono al mondo delle campagne, ma non credo che possano piacere neanche ai consumatori, a noi che abitiamo in una terra ricca di prodotti che vengono dalla terra, che sono unici al mondo. Vediamo che c'è una difficoltà diffusa in Sardegna, io lo vedo, abbiamo difficoltà nel riuscire a modernizzare le nostre aziende, non riusciamo ad avere innovazioni tecnologiche, abbiamo necessità di mettere a disposizione più risorse, eppure questo avviene sempre con ritardo. Non parlo solo dei ritardi, anche nei pagamenti degli aiuti che dovrebbero arrivare. C'è una disattenzione diffusa e generalizzata. Non credo che il mondo delle campagne meriti questo. Noi abbiamo un programma diverso e abbiamo necessità di politiche di sviluppo e sistemi produttivi più efficienti. La domanda è molto bella, insomma, parlare di agricoltura in Sardegna non è solamente parlare dei campi, parlare di produzioni, di materie prime, è parlare dei nostri paesi, no? Parlare della nostra condizione naturale. Tutti siamo vissuti, quasi tutti, 2/3 dei sardi abitano in piccoli paesi,
come si dice, le città sono 8 in Sardegna, forse, ma i paesi sono 300 e quelli sotto i 3.000 abitanti sono ugualmente centinaia, sono tantissimi. La Sardegna vive nei paesi, vive in mezzo alla campagna, lì è la nostra cultura, sono le nostre storie familiari, l'infanzia di tutti quanti, eccetera. E non è un caso che muore l'agricoltura o si indebolisce l'agricoltura, muoiono i paesi, si indeboliscono i paesi si spopolano perché non ci sono più le condizioni di vita, perché non ci sono più le condizioni di lavoro, di un lavoro sicuro, che è ben remunerato, capace di portare avanti la propria famiglia e vivere dignitosamente in maniera degna secondo i tempi di oggi. L'agricoltura è in difficoltà, i ragazzi non si fidano più di portare avanti il lavoro dei genitori e preferiscono andarsene. E i paesi si svuotano di alcune persone, non solo delle persone che vanno via, ma anche delle persone che sarebbero potute nascere, delle famiglie che si sarebbero potute comporre, della crescita che sarebbe potuta, naturale, no? Da una generazione all'altra. Se ne vanno perché non credono più che il lavoro dei propri genitori possa bastare alle loro vite. Preferiscono andarsene a lavorare fuori che portare avanti le loro aziende. Quindi qualcuno dice che l'età media degli agricoltori e degli allevatori oggi in Sardegna è 67 anni. Non c'è un ricambio generazionale, ci sono solo gli anziani e i giovani non la stanno prendendo in mano. Quindi parlare di agricoltura è parlare di questo, proprio della carne viva della questione sarda di oggi, di come fare in modo che i paesi siano ancora vivi come li abbiamo conosciuti nel passato, si possa continuare a credere di passare la propria vita, di trascorrere la propria vita, di mettere al mondo dei figli, di vederli vivi con le scuole aperte, i servizi funzionanti, i trasporti che funzionano e così via. Questo è parlare di agricoltura oggi. Però, innanzitutto c'è da dire una cosa. Perché prima parlavo di grandi opportunità? Parlavo di grandi opportunità perché l'Europa è uscita dal Covid, dalla pandemia, molto spaventata per le questioni della salute, no? Per la fragilità della nostra vita, spaventata per le questioni dei cambiamenti climatici, del surriscaldamento del pianeta, della siccità dovuta al surriscaldamento del pianeta, per la qualità del cibo, spaventata di tante cose, è impoverita perché per anni siamo rimasti chiusi dentro, le fabbriche si sono chiuse, le imprese hanno lavorato a singhiozzo, servizi pubblici chiusi, cioè la produzione è crollata, siamo tornati indietro di oltre 10 anni, impoveriti e spaventati, così siamo usciti dal Covid. C'era bisogno di una grande risposta, no? Di una risposta europea. I governi europei cos'è che hanno detto? Bene, cerchiamo di ripartire, mettiamo insieme le risorse, mettiamo a fattor comune tutte le risorse, mettiamo nell'economia tanti soldi e mettiamo tanti soldi a disposizione di un nuovo percorso di crescita, ma con un pensiero diverso. Il pensiero diverso che l'ambiente è importantissimo. La qualità ambientale vuol dire la qualità della salute, la qualità la possibilità di continuare a sopravvivere nel pianeta, di contrastare i cambiamenti climatici, di contrastare la desertificazione, temi fondamentali, no? Non temi secondari. La qualità ambientale la chiamano la transizione verde. Dentro la transizione verde c'è anche il patto verde per l'agricoltura. E cioè abbiamo bisogno non più di un'agricoltura intensiva che fa un sacco di merci, che poi sono indistinti, sembrano tutti uguali, ma come si dice per il latte, non è vero che è tutto bianco, c'è il latte buono e il latte meno buono, c'è il latte con una carica batterica e con meno carica batterica, c'è il latte con tante proteine e con meno proteine, non è tutto uguale, c'è
ci sono dei prodotti agricoli che fanno bene, dei prodotti agricoli che fanno meno bene, perché sono pieni di chimica. E quindi puntiamo a un'agricoltura verde, più in biologico, meno fertilizzanti, meno fitofarmaci, meno sementi che cambiano in continuazione perché si devono adattare sempre a nuove chimiche, a nuove cose. Quindi un'agricoltura sempre più in mano alle multinazionali dei sementi e sempre più lontano da un'agricoltura che si rigenera da sola, senza bisogno delle multinazionali. Poi dice un'altra cosa, non solo un'agricoltura verde, un patto verde per l'agricoltura. Poi dice un'altra cosa, l'agricoltura non finisce nel campo, l'agricoltura è dal campo fino alla forchetta, cioè agricoltura è tutto il percorso, dalla produzione primaria fino al cibo che arriva nel piatto. E quindi ci dice è importante la qualità nel campo, è importante che il lavoro sia svolto eticamente, senza sfruttamento, è importante tracciare la provenienza, è importante che ci sia meno chimica possibile, è importante che venga trasformato il più vicino al campo e quindi diventi un cibo di qualità, riconoscibile, che tenga conto delle specificità, delle caratteristiche della zona, protetto con i marchi di tutela. Quindi un'agricoltura meno intensiva ma più di qualità, un'agricoltura prodotti meno standard ma più specifici. Tutto questo è più vicino a noi o no? Tutto questo è più in favore di un'agricoltura per la Sardegna o no? È ovvio che sì. È contro casomai le agricolture intensive del nord. Perché sono nati gli scioperi nel nord? Sono nati perché gli hanno detto alla Germania che il 25% della loro terra agricola deve essere coltivata in biologico entro il 2030. Allora non ne hanno neanche un metro quadro in biologico. Sono abituati alle culture intensive, piene di chimiche, alle mucche ammassate nelle stalle per produrre grandi quantità. Il benessere animale non sanno che cosa sia. Per questo hanno iniziato a scioperare. E noi in Sardegna dovremmo avere un nuovo pensiero, la nuova PAC è in nostro favore. Se hai un'azienda agricola, ma anch'io ho parlato con tanti agricoltori, oggi non si stanno mica lamentando del prezzo del latte, non sono mica qui a vedere i disastri che abbiamo avuto tempo fa. Di cosa si lamentano gli agricoltori? Che le loro pratiche durano 6 anni, che le loro premialità non gli hanno ancora pagato quelle di 3 anni fa, che se il figlio fa una pratica per il primo insediamento in agricoltura e facilitare quindi il ricambio generazionale, passano 5 anni, il figlio ha già cambiato idea, se n'è andato. Di questo si lamentano, che hanno una pubblica amministrazione che sembra che appena ti presenti ti sta facendo un favore. No, una pubblica amministrazione che ti concede un premio. Non è la pubblica amministrazione, non è l'assessorato all'agricoltura della Sardegna che concede un premio. Sono delle norme europee, sono delle risorse europee e l'assessorato all'agricoltura è solamente al servizio per far funzionare il disbrigo delle pratiche nel modo più veloce possibile. Di questo si lamentano gli agricoltori, ancora prima che del prezzo. Poi alcune cose effettivamente non hanno ancora prezzi vantaggiosi, ma si lamentano soprattutto che le premialità, il premio unico, l'indennità compensativa, tutte le altre premialità al reddito non arrivano mai e sono sempre in ritardo. Ma a proposito di agricoltura, l'ho detto anche poc'anzi a Mores, vale ancora di più, diciamo, per paesi più piccoli e meno produttivi rispetto a Chiesi, che comunque ha un'industria agroalimentare rilevantissima, no? Tra le più importanti in Sardegna, ma soprattutto nei nostri paesi anche più piccoli, ma dappertutto. Non è più un tema
di aiutare l'agricoltura o l'allevamento nei momenti di crisi o nei momenti peggiori, o finalmente fai un provvedimento tampone per superare un'emergenza, perché altrimenti abbiamo i trattori o gli allevatori per strada. Bisogna ribaltare il paradigma proprio. Cosa dobbiamo fare affinché l'agricoltura torni a nascere, ci dia cibo buono, dia posti di lavoro buoni, tenga vivi i paesi, ci protegga dal fuoco, ci protegga dalla desertificazione, ci tenga viva le campagne e la qualità del nostro ambiente, ci tenga pulito l'ambiente e ci tenga bello il paesaggio. Ci dobbiamo chiedere questo, perché l'agricoltura svolge queste funzioni. Non è solamente un po' di latte o solamente un po' di grano. È la qualità dell'aria e il respirare, è la qualità dell'acqua, è la qualità dell'ambiente, è la sicurezza del cibo. Lui la chiama la sovranità alimentare, io la chiamo sicurezza del cibo, ma stiamo parlando della stessa cosa, la possiamo chiamare come vogliamo. La sicurezza del cibo, tutto questo è l'agricoltura. E allora dobbiamo fare in modo che l'agricoltura sia una professione che dà il giusto valore al lavoro e che garantisca e che sia appetibile per i giovani. Cosa possiamo fare per renderla più appetibile rispetto anche al passato? Appunto, togliere la burocrazia, mandare l'assistenza tecnica nei campi anziché tenere le persone ammassate negli uffici regionali a sbrigare pratiche sempre più lente, ridurre tutta questa burocrazia, chiarire le cose, ma poi bisogna riconoscere due cose. L'ho detto prima, l'agricoltura, nell'idea del patto verde c'è l'idea che l'agricoltura appunto cattura il CO2 e pulisce l'aria, ci permette di respirare, e vuol dire premiare la forestazione, premiare gli allevamenti, premiare ogni fondo agricolo per questo valore che crea e che non viene riconosciuto, la cattura dell'anidride carbonica. Si chiamano crediti di carbonio, carbon credit. Qualcuno dice che stanno diventando il mercato più grande del mondo. È il mercato della qualità dell'aria, è il mercato della sicurezza di continuare a respirare, della sicurezza di continuare a contrastare il surriscaldamento del pianeta. Fino adesso le nostre foreste l'hanno fatto gratis, fino adesso gli agricoltori l'hanno fatto gratis, gli allevatori l'hanno fatto gratis, tenendo pascoli, cespugli, alberi. Pulivano l'aria per chi la inquinava e non gli veniva riconosciuto questo valore. Oggi questo valore viene riconosciuto, viene considerato indispensabile e deve essere pagato, verrà pagato. Per cui c'è una premialità nuova, importantissima, che rischia di diventare la più importante, quella della pulizia dell'aria, dei crediti di carbonio. E poi c'è un'altra cosa, sempre parlavamo di sovranità energetica, cioè abbiamo scoperto che abbiamo il petrolio sopra la terra, fatto di sole e di vento. Un petrolio persino più facile da estrarre perché non è così difficile posare pannelli fotovoltaici o mettere turbine. Ma questo petrolio a chi lo vogliamo regalare? Agli altri che se lo portano via senza lasciare lavoro, senza lasciare nulla, senza lasciare redditi, senza lasciare ricchezza? Lo estraggono a gratis, se lo portano via con i cavi e a noi non rimane nulla. E se un po' di questo petrolio invece rimanesse per chi sta in campagna, per chi il sole e il vento l'ha visto passare sempre, da sempre, è custode delle nostre campagne, e se dessimo a loro la possibilità e il sostegno affinché possano loro piantare un po' di fotovoltaico, loro piantare un po' di eolico e attraverso anche l'energia rinnovabile, lo sfruttamento dell'energia rinnovabile possono vedere crescere il loro reddito in maniera proporzionale alla dimensione aziendale. E quindi tra energia, tra crediti di carbonio
e le produzioni che hanno sempre fatto, ma avvicinandole anche alla trasformazione. Ne può venire un'agricoltura totalmente diversa, molto diversa, più remunerativa. E se l'agricoltura è remunerativa, sono vivi i nostri comuni. La gente rimane, non se ne va, tornano a nascere dei bambini e i paesi, anziché spopolarsi, magari invertono la tendenza. Questa è la nuova PAC. La nuova PAC non è stata spiegata bene e soprattutto è stata compromessa da due cose. Che la PAC, come sappiamo, l'Europa dà le linee generali, ma poi va attuata a livello nazionale. E a livello nazionale le nostre due assessore all'agricoltura non sono andate a discutere, non sono andate a declinare la politica agricola comunitaria in Italia secondo le esigenze anche della Sardegna. Hanno vinto le esigenze della pianura padana, hanno vinto le esigenze del nord o delle Puglie, ad esempio, ma non hanno tenuto in nessuna considerazione i nostri allevamenti e le nostre specificità. Occorre modificare questo e occorre modificare gli uffici regionali e occorre farla funzionare questa, diciamo, noi la chiamiamo una PAC sarda. Bisogna declinare una PAC sarda per gli agricoltori sardi, per gli allevatori sardi e essere vicini, far funzionare le pratiche, non farli sentire come dei questuanti, ma farli sentire proprio come importantissimi per la società sarda, per tutti i motivi che ho cercato di dire. Questa è l'agricoltura che abbiamo in mente, questa è la vita dei paesi che abbiamo in mente, questo è il contrasto allo spopolamento che abbiamo in mente e sulla quale mi piacerebbe esercitarmi in futuro. Grazie Renato. A me piace tantissimo anche l'idea dei carbon credits, anche perché spesso e volentieri le nostre aziende agricole sono su dei terreni marginali che oggi possono sembrare poco produttivi e quindi anche magari un po' lasciati perdere, però potrebbero avere veramente un valore aggiunto. E come hai detto tu, poi abbiamo tutta la parte dell'energia, l'energia che ha fatto tanto discutere anche qua a Tiesi. Questa sala è stata teatro di diverse assemblee che riguardavano la discussione sui cosiddetti parchi eolici che si volevano diciamo instaurare qua sul territorio. Io parto da una considerazione. Abbiamo noi una normativa che esclude completamente sia i comuni e quindi le comunità da poter prendere delle decisioni, da una pianificazione, da un controllo anche di un processo produttivo, e questo per me e per noi è sempre stata una cosa inspiegabile a cui abbiamo sempre opposto resistenza, perché io credo che tutti noi non siamo contro le energie rinnovabili, ma vanno pianificate e decise a livello locale. Su questo noi siamo determinati, io credo che anche sul nostro programma noi siamo anche abbastanza chiari su cosa bisogna fare, sulle nostre regole, per ridare dignità ai sardi e perché il beneficio, come dicevi tu poco fa, possa rimanere ai sardi. Quindi anche su questo noi come porteremo avanti la nostra politica regionale. Proprio oggi ci sono due dichiarazioni. Il ministro dell'energia, no? Dell'ambiente e dell'energia, Pichetto Fratin, che dice sull'energia rinnovabile decidono i sardi. È facile a dirlo in TV o al giornale, ma dillo in Consiglio dei Ministri, dillo nei decreti legge che continui a emanare, che continuate a emanare. In Sardegna ci sono gli espropri in questo momento, no? Il governo li avrebbe potuti bloccare, ma non mi pare che li stia bloccando. Ci sono gli espropri, non è che si stia parlando, discutendo, forse. Ci sono gli espropri in corso dei terreni agricoli per poterci fare gli impianti, installare gli impianti, far passare gli elettrodotti, fare tutto quello che va fatto per tutto questo.
altro che decidono i sardi. E dispiace che sono ancora così a trattarci da deficienti, perché da una parte agiscono in maniera così violenta, dall'altra decidono i sardi, e tanto se la bevono, poi se glielo dico 10 volte di seguito magari si convincono anche. Dall'altra parte c'è la Todde che dice, quindi per i 5 Stelle, che dice, ah no, il nostro programma prevede la moratoria, noi dobbiamo immediatamente chiedere la moratoria, esercitare la moratoria per le installazioni delle nuove pale, perché noi siamo perché questa energia sia a beneficio della Sardegna e rimanga per la Sardegna. Io gliel'ho già detto tante volte, l'ho scritto, l'ho ripetuto, gliel'hanno detto in tanti. L'invasione dell'eolico in Sardegna, proprio così enorme, questa orda barbarica, si era già visto nel 2014, noi con le norme sul PPR avevamo bloccato l'invasione dell'eolico che si iniziava a vedere in quegli anni, nel 2004, ma adesso è veramente enorme. E Draghi che cosa aveva? Aveva da incassare il PNRR. Per incassare il PNRR doveva anche accettare delle condizioni dell'Europa e la condizione era di facilitare la transizione energetica. Per cui non è che sia andato molto per il sottile, ha detto ma insomma dobbiamo spicciarci a tutti i costi senza pensare in favore di chi, come, dove, quando. E ha scritto i suoi decreti legge, i decreti legislativi, una serie di provvedimenti molto chiari. È vice ministro competente per questi affari, si chiamava Alessandra Todde, che ha accettato in un dibattito pubblico, ha detto ma io ero un vice ministro tecnico, non mi potevo opporre a Draghi. Ma non era nemmeno indispensabile che ci rimanessi, se fossi, ti potevi anche dimettere, ce ne saremmo accorti tutti, ci saremmo spaventati. E se non ti potevi proprio opporre a Draghi, venivi qui in Sardegna, iniziavi a girare i paesi, a raccontarci che cosa stava succedendo, a spaventarci, eccetera, eccetera, a preoccuparci. Invece, zitta, anzi, è stata uno degli artefici per l'autorizzazione immediata e l'avvio dei lavori del Tyrrhenian Link, no? Che è un cavo che non è vero che serve alla Sardegna. La sicurezza della Sardegna è già garantita dal cavo che parte da Porto Torres, il SAPEI. È già garantito da quello. Quello lì, come è scritto nei documenti di Terna, c'è scritto nei documenti, serve a esportare l'energia rinnovabile che viene prodotta in eccesso dalla Sardegna. Serve solo a quello. Quindi loro sono dentro quella logica di servitù energetica della Sardegna, produzione di ricchezza per altri, esportazione e via. Naturalmente lei dice è giusto accusare anche Solinas, assolutamente, questo governo, perché dice avevano 6 mesi di tempo per presentare il piano di localizzazione dei siti idonei. Quindi per 6 mesi non si poteva fare nulla, ma dopo 6 mesi invece si può dire che possono essere approvati direttamente al Ministero senza passare per i comuni, senza passare per nessuna parte, e poiché li hanno considerati con i decreti Draghi opere di pubblica utilità, servono a incassare i soldi del PNRR e quindi con le caratteristiche di indefferibilità e di urgenza, si possono fare direttamente gli espropri. Solinas e questa giunta ha le colpe enormi dopo 1 anno e mezzo di non averle nemmeno avviate le pratiche per la localizzazione dei siti idonei, ma si potevano davvero fare in 6 mesi queste cose? È ovvio che no, era una foglia di fico, insomma non era quella la soluzione. Insomma, destra e sinistra hanno le stesse colpe, stanno usando la Sardegna come una servitù e l'ha iniziato Draghi con Todde e sta continuando a farlo Giorgia Meloni, nella insipienza della giunta regionale che non ha mosso un dito in tutto questo. Noi abbiamo un pensiero diverso, no? Naturalmente, certo che siamo per l'energia rinnovabile,
Ce l'abbiamo in casa, non costa nulla, è facile, è pulita, è facile da utilizzare, è facile. È molto più facile utilizzare l'energia del sole e del vento che utilizzare il petrolio che ormai è a migliaia di metri sottoterra. E costa anche caro, sempre più caro. E se appena scoppia una guerra costa carissimo, come abbiamo visto. Questo ce l'abbiamo in casa. E le tecnologie per utilizzarlo sono in continua evoluzione. Un singolo pannello fotovoltaico 10 anni fa produceva 30-40 kW, oggi ne produce 400 kW. Sto sbagliando di uno zero. 40 kW, no scusi, 400 watt, scusate, sono stanco. 400 watt, prima era 30 watt. Adesso anche 500 watt, cioè in 10 anni è cresciuto di 1,0, moltiplicato per 10, come le potenze del computer. Gli studiosi dicono che sta seguendo lo stesso percorso dell'evoluzione tecnologica dei computer, sempre più potenti e sempre meno costosi. Una turbina di quelle che vediamo qui sui monti di Tula, prima era mezzo megawatt, adesso sono 5 megawatt. E fra 10 anni come sarà? Vuol dire che questo sole e vento potremo sfruttarlo sempre con un costo sempre più basso. Sarà quindi un'energia davvero bella, ricca, che renderà la Sardegna ricca di un'energia quasi pulita e gratuita quasi. E noi perché la stiamo regalando agli altri? Perché dovremmo continuare a regalarla agli altri? È chiaro che va gestita per noi, nei luoghi che riteniamo idonei, senza sottrarli all'agricoltura inutilmente o in maniera abusiva, senza danneggiare il paesaggio, ma soprattutto nella quantità che serve a noi, un po' di più eventualmente, perché siamo dentro una discussione nazionale, ma innanzitutto a nostro vantaggio, azzerare le nostre bollette dell'agricoltura, delle nostre famiglie, delle imprese, della pubblica amministrazione e liberare risorse che possiamo utilizzare diversamente. Se l'energia elettrica fosse a costo zero, costerebbe molto di meno l'acqua, costerebbe molto meno l'acqua dell'irrigazione, non solo quelle delle famiglie e dell'acqua potabilizzata. I comuni potrebbero impiegare i soldi per i servizi sociali invece che per l'illuminazione pubblica. La sanità, tutta la pubblica amministrazione potrebbe utilizzare i soldi per le politiche sanitarie, non per una bolletta sempre più alta. Quindi che cosa c'è da fare? C'è davvero da rendere cogenti le norme dell'articolo 4 del nostro statuto che ci danno delle competenze compartecipate con lo Stato, e cioè decide la Regione con lo Stato, ma oggi sta decidendo solo lo Stato. Noi dobbiamo prendere dallo Stato l'idea che dobbiamo fare anche noi la nostra transizione energetica. Punto, questo è quello che decide lo Stato. Poi noi decidiamo che è in nostro favore, non delle multinazionali che vengono a speculare. Poi decidiamo dove metterle e non dove il primo che arriva si accomoda e distrugge tutto. Quindi decide lo Stato quanto, quello per noi, e poi decidiamo noi a vantaggio di chi e dove. Questo si fa con le norme di attuazione. E poi si fa anche non solo con le norme dello Statuto che vengono chiarite alle norme di attuazione, ma si fa anche con la Costituzione, che all'articolo 43 dice delle cose importantissime, specifiche per la produzione di energia. Dice che le pubbliche amministrazioni possono, nel caso di pubblica utilità, addirittura intervenire su impianti esistenti. Noi possiamo intervenire su impianti esistenti, ma ancora di più su quelli progettati, su quelli che stanno mettendo i pilastri. Possiamo intervenire come siamo intervenuti col piano paesaggistico regionale per le lottizzazioni sulle coste. Sembrava una follia anche quella, ma ha resistito a centinaia di ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato. Ha resistito a conflitti di attribuzione presso la Corte Costituzionale. Cioè
non è lasciato tutto all'arbitrio, alla legge del più forte o alla speculazione più selvaggia. Ci sono le norme dell'interesse pubblico generale, ci sono le norme dei beni comuni che devono essere utilizzati. E Sole e Vento qui in Sardegna sono un bene comune e deve essere ricondotto alla utilità per tutti e non per pochi. Questo è. Abbiamo parlato quindi di temi nuovi, anche di sviluppare nuove politiche dall'agricoltura a quelle energetiche, e questo a mio avviso non prescinde da un tema fondamentale, anche perché per portare un'innovazione anche nella stesura di nuove norme, quindi per tutelare anche i diritti dei sardi, noi abbiamo necessità di puntare su un altro aspetto, che è l'istruzione. Noi dobbiamo innanzitutto difendere il diritto allo studio, perché l'istruzione è crescita personale. E questo cosa significa? Che noi più investiamo in istruzione, in cultura, più le nostre personalità crescono e più acquistano dei vantaggi competitivi. Dico questo perché spesso si parla di scuola, di università, di crescita, di sistemi integrati e di affiancamento anche a tutte le attività produttive, che ritengo che siano fondamentali, e manca secondo me ancora un piccolo pezzo che io ritengo sia fondamentale. C'è una buona pratica in economia, si chiama benchmarking. E questa è una cosa fondamentale. Un po' lo è stato anche il Master and Back che è stato fatto proprio, ideato da Renato Soru, cioè mandare fuori i ragazzi per studiare, confrontarsi, vedere altre realtà e riportare il know-how poi qua in Sardegna. Il benchmarking servirebbe istruire, cercare di far conoscere nuove tecniche anche ai nuovi ragazzi che si approcciano al mondo del lavoro, fargli conoscere le altre realtà, fargliele vivere tipo un Master and Back e poi riportarli qua in Sardegna. Sono tutte delle nuove pratiche che noi cercheremo di portare avanti e che dobbiamo portare avanti, anche perché se investiamo, come dice sempre il nostro amico signor Manai, che oggi non è venuto, investire in cultura significa, di buon'orva, investire in cultura sicuramente fa crescere le nostre comunità. Ma signor Manai ha ragione, però c'è poco da fare. Allora, io sono davvero mortificato, vi stiamo trattenendo qui e io vi sto trattenendo qui alle 9:30 di sera e dico anche che sono sbalordito che voi siate qui alle 9:30 di sera e che vuol dire che c'è tanto bisogno davvero di politica. E quindi cercherò di essere più telegrafico. L'istruzione. Ha detto benchmarking, cioè il confronto con altri paesi. E qui è molto semplice. L'Europa ha detto che nel 2020 aveva come obiettivo che l'85% dei giovani sotto i 34 anni, l'85% avessero almeno un diploma di scuola superiore. L'85%. E l'altro 15% naturalmente che avesse una formazione professionale adeguata, capace di avere davvero delle competenze materiali, delle capacità che gli garantissero una presenza solida nel mondo del lavoro. Naturalmente questa scolarizzazione necessaria per essere protagonisti nella vita sociale, per avere piena coscienza di sé, per partecipare adeguatamente alla vita pubblica, alla partecipazione democratica, insomma per tutto quello che è sappiamo importante la cultura. E poi certo anche per essere più solidi, più preparati, più apprezzati nel mercato del lavoro, nel mondo del lavoro. L'85% dei giovani sotto i 34 anni già anni fa doveva avere un diploma di scuola media superiore. Naturalmente molte regioni del nord Europa l'hanno già raggiunto da tempo questa cosa, ma anche la provincia di Milano, anche alcune province italiane. In Sardegna siamo intorno al 45% e certe province, Nuoro,
Carbonia Iglesias, sono al 40%. Brutta situazione. L'economia di oggi, del futuro, questa economia della conoscenza, del sapere, dell'innovazione tecnologica, delle imprese sempre più che utilizzano gli strumenti di oggi, digitali, automatizzate e così via, ha bisogno anche di istruzione superiore ulteriormente, no? L'Europa dice che il 50% dei giovani entro il 2000, dei giovani entro i 34 anni devono raggiungere la laurea o almeno un istituto tecnico superiore, più vicino, diciamo, a certe situazioni del mercato del lavoro, il 50%. Noi siamo al 20%. Cosa pensate di una regione che ha meno della metà dei diplomati e il 40% dei laureati? E poi le cose non stanno ferme, no? Perché il mondo è come un tapirulan, come uno di quei tappeti che girano. Se stai fermo vieni sbalzato fuori, torni indietro, non stai fermo. Come può essere competitiva in futuro una regione che ha un livello di istruzione così in ritardo rispetto alle altre regioni? È chiaro che saremo tagliati fuori, è chiaro che non supereremo il nostro ritardo di sviluppo, anzi lo allungheremo, lo vedremo crescere questo ritardo di sviluppo. Quindi noi andiamo dicendo in giro questo. Molto semplice, proprio nella maniera più netta possibile. La più grande opera pubblica che la Sardegna può realizzare nei prossimi 20 anni, la più grande regalo che possiamo fare a noi stessi e al futuro di questa regione, la più grande opera proprio di cui essere orgogliosi per il futuro è cambiare la situazione dell'istruzione in Sardegna, che vuol dire investire nel mondo della scuola, investire nella scuola, ma investire proprio dai bambini subito, appena nati, adesso si dice la scuola a 0-6 anni, e cioè prendere i bambini anche da subito in maniera da alleggerire i carichi familiari, permettere maggiormente il lavoro delle donne e dei genitori, insomma fare in modo che si possa anche vivere la possibilità di crescere una famiglia e continuare a lavorare. Ma soprattutto questi bambini della scuola materna, dai 3 anni in poi, se ci diamo 20 anni di tempo, li accompagniamo fino a 23 anni, bambini e bambine, e ci prendiamo l'impegno di non perderne per strada più neanche uno, di pagare meglio i professori, di tenere le scuole aperte fino alla sera, di averle accoglienti, in maniera che se un bambino sta facendo 4, 5, 6 chilometri, quando arriva a scuola non sia già stanco, infreddolito, ma trovi magari una colazione, un po' di accoglienza, e poi inizia la giornata di studio, e poi c'è un pranzo, e poi si socializza, anziché essere subito riaccompagnati a casa, si socializza, poi fanno corsi in cui rafforzino le competenze di base che magari hanno perso la mattina, o magari possono avere un po' un rafforzamento proprio, un aiuto per chi è stato distratto, è rimasto un po' indietro, e se uno recupera subito non si sente poi allontanato, non si sente vinto dalla sfiducia e poi abbandona. Se viene recuperato subito continuerà a stare come un ciclista, no? Se lo riprendi subito e poi sta nel gruppo non si perde. E quindi una scuola, vi ringrazio, una scuola aperta, no? Che non perda per strada nessuno, che poi ai ragazzi gli possa sembrare più bella, più accogliente e più utile. Magari più bella perché si può anche fare dello sport, perché si possono utilizzare strumenti digitali, perché ci sono laboratori. Magari più bella perché possono anche imparare l'inglese e sentono delle cose che sono immediatamente utili a loro. Oppure, ne parlavamo a Mores, una persona interessante diceva: ma io ho insegnato anche a Mores, ho chiesto ai bambini di Mores: raccontatemi una cosa c'è nel vostro paese. E quelli: a Mores non c'è nulla.
Amore se non c'è nulla. C'è Sagovecada, c'è un grande patrimonio naturalistico, c'è il più grande dolmen d'Europa, c'è il campanile più alto della Sardegna, ci sono opere d'arte, c'è di tutto. Però amore se non c'è nulla, perché a scuola non glielo devono insegnare, gli devono insegnare le capitali di tutto il mondo, ma non che cosa c'è attorno a noi, non che cosa c'è nel Logudoro, nel Coros, non che cosa c'è attorno a noi, non la nostra storia, la nostra letteratura in sardo, la nostra musica, la nostra geografia, le nostre bellezze naturalistiche. E quindi una scuola che sia anche più vicina al contesto, alla vita di tutti i giorni dei ragazzi, che possa interessarli maggiormente. E se parti dalle cose che ti sono più vicine, magari poi ti innamori anche degli astri e delle stelle, non lo so, ma non puoi innamorarti degli astri e delle stelle direttamente senza aver capito cos'è la campagna attorno a te. Quindi una scuola lunga, aperta tutto il giorno, dove si possa fare sport senza far spendere soldi alle famiglie, si possa studiare inglese senza far spendere soldi alle famiglie, si possa imparare a socializzare senza chiudersi. La solitudine sta diventando il male di questi anni anche per i ragazzini che a volte non escono dalla loro stanza, si chiudono nel loro TikTok o così via. È una scuola che li tolga aperta, che li tolga dai bar. Io oggi ho visto ai bar alle 5 del pomeriggio, sempre in un paese che non voglio più citare, ma sono entrato per prendermi un caffè appena arrivato, e c'erano 3 ragazzini sotto i 15 anni attaccati alle macchinette. Ragazzini di 15 anni attaccati alle macchinette alle 5 del pomeriggio. Cosa ci facevano? Perché li lasciamo lì? Perché non c'è un posto aperto, migliore, più interessante, più utile, dove spendere la giornata? Non è possibile che la nostra offerta sia così modesta da essere battuta da un bar grigio e dalla tristezza di quelle macchine, no? Quindi, tornando a noi, cosa ne pensi dell'istruzione? L'istruzione è il nostro dovere. Ognuno di noi, ogni padre di famiglia, ogni adulto, ognuno della classe dirigente, ognuno per cui gli compete, deve contribuire a questo, a costruire questa grande opera pubblica. In 20 anni possiamo davvero trasformare la Sardegna. Se fra 20 anni ci rivediamo di nuovo, io non ci sarò, ma se ci dovessimo rivedere ed avessimo il 50% dei giovani sotto i 34 anni laureati e l'85% dei giovani diplomati e l'altro 15% con una formazione professionale importante, sarebbe una Sardegna diversa, sì o no? Sarebbe una Sardegna diversa e non ce la regalerà né Conte né Giorgia Meloni, ve lo assicuro io, se non ci penseremo noi. Allora. La cosa importante è che queste risorse enormi che abbiamo, 4 piani di rinascita da spendere in 5 anni, queste risorse enormi ci dicono che devono essere indirizzate nella transizione ambientale, nella transizione energetica, nell'istruzione, nella mobilità intelligente e sostenibile, nell'inclusione sociale, nella sanità di cui vuoi parlare oggi, ora, e per ultimo nella partecipazione democratica. Cioè abbiamo una quantità di risorse enormi esattamente per le cose che interessano noi e che ci possono restituire una Sardegna diversa. Per questo dico che è importante il momento in cui stiamo vivendo e forse vale la pena di discutere anche alle 9:30 di sera. Anche qua chiarissimo, grazie Renato. Mi hai anticipato un altro tema che vorrei affrontare, magari anche senza soffermarci, vista l'ora anche. Quindi, però parliamo di sanità. Noi ne abbiamo parlato tante volte, partiamo dalla storia della sanità territoriale qua nel Milogu, a Tiesi, che parte dal declassamento del nostro ospedale, nella riconversione di un ospedale di comunità, a quale noi amministratori già 15 anni fa, 20 anni fa,
ci siamo anche opposti per una riorganizzazione che non ci pareva appropriata, e anche lì però poi cos'è subentrato? La conoscenza, quindi il confronto anche con altre realtà. E abbiamo ipotizzato e proposto un modello, io più volte, in quanto presidente della conferenza sociosanitaria della provincia di Sassari, ma anche come componente del Consiglio delle autonomie locali, abbiamo proposto un modello che è semplicissimo, che avvicina la sanità ai territori, mette tutti insieme gli operatori e li deve valorizzare, perché ci dimentichiamo spesso e volentieri, quando facciamo le riforme, che si deve partire dal capitale umano, che deve essere valorizzato. Questo ce l'ha insegnato il Covid. Abbiamo visto che noi abbiamo un potenziale enorme che dobbiamo tutelare e proteggere ancora. E questa riorganizzazione territoriale deve mettere tutti insieme, non deve creare barricate fra quelli che ci lavorano, e soprattutto non ci deve essere un fuggi-fuggi dei medici, come sta succedendo, che preferiscono non lavorare nel pubblico perché si sentono meno tutelati, meno protetti, forse oggi anche aggrediti tante volte. Quindi dobbiamo creare un sistema che ci permetta di ottimizzare quelle che sono tutte le politiche sanitarie, quelli che sono le nostre necessità, i nostri bisogni. Forse dobbiamo ribaltare quelli che sono i modelli che conosciamo ormai da 50 anni, quindi ripensare anche a una nuova sanità con un'organizzazione diversa. Abbiamo meno medici, però potremo avere più infermieri e più OS, quindi creare un indotto, un circuito. E spesso ne abbiamo parlato, creare anche la mobilità tra i nostri comuni per creare questa rete territoriale, perché se abbiamo pochi medici non possiamo andare e visitare tutti i pazienti di un territorio, però possiamo avere anche delle persone che lo possono fare per i medici, quindi ci sono gli infermieri professionali, gli OS, che possono prendersi cura della nostra gente che sta invecchiando ogni giorno di più. È su questi modelli che dobbiamo batterci, è su questo che dobbiamo lavorare insieme. Quindi ti chiediamo ancora un po' di pazienza, e lo chiedo anche ai nostri amici qua. Io vi ringrazio anzi per questa bellissima opportunità di parlare insieme. Abbiamo parlato di aree rurali, di paesi che devono vivere, no? Ma vogliamo vivere bene nel mondo di oggi con la garanzia dei diritti. E il primo diritto è quello della salute, insieme a quello della mobilità e a quello della scuola, dell'istruzione. E questi diritti li vogliamo rispettati, e quindi vogliamo che si possa vivere nei paesi non meno di come si possa vivere nelle città. Abbiamo iniziato a dire che i paesi dobbiamo immaginarli come una città diffusa nel territorio, una città della qualità ambientale, una città dove si possa vivere la qualità del paesaggio, la campagna, l'aria pulita, ma si possa vivere degli stessi servizi che offre una città. Per fare questo abbiamo bisogno del trasporto pubblico più efficiente, voglio dire, non stiamo parlando di mandare l'uomo sulla Luna, stiamo parlando di far funzionare meglio i pullman e di far funzionare meglio i pullman insieme ai treni, insieme ai tram treno, e anche nuove forme di mobilità a chiamata soprattutto, no? Perché è cambiato tutto. Uber, come si chiama, BlaBlaCar, le flotte sempre controllate in tempo reale, la possibilità di poter prenotare un viaggio, insomma ci sono 1000 modalità moderne che devono essere integrate assieme al trasporto, diciamo, tradizionale dei pullman, tutti grandi, tutti uguali, che devono essere messi in campo. Così come per poter vivere modernamente occorre poter vivere anche nei paesi questa transizione digitale. Nei paesi si può vivere e nel mondo digitale, nell'economia digitale, nella società digitale, che è sempre più importante, lo vedete nelle vostre abitudini, no? Lì non esistono né paesi né la città, siamo un'unica comunità che ha accesso alla rete, se c'è la rete. E quindi se funziona il 5G, se arriva la fibra in ogni casa, e ci sono già parcheggiate nella regione da anni soldi per la fibra in ogni casa del programma Italia 1 giga, se arriva il 5G, se arriva la fibra in ogni casa,
Non ci sono i paesi per la società digitale, per l'economia digitale. C'è un'unica comunità con la stessa possibilità, facilità, immediatezza di accesso. Quindi se abbiamo tutti questi servizi, il paese può funzionare, si può vivere bene. Naturalmente il servizio più importante deve essere garantita la sicurezza di chi ci abita, no? E quindi la garanzia della tutela della salute, la garanzia della sanità. Oggi perché non sta funzionando la sanità? Non è che non ci stiamo dedicando dei soldi, non è che non ci stiamo dedicando, che i cittadini non ci dedichino attenzione, non la pretendano e anzi la urlino a gran voce. Io penso che il male maggiore della sanità sia il fatto che la politica ci ha messo troppo le mani addosso. La politica vede la sanità come il luogo della conquista del consenso. È il luogo più facile dove avere consenso, avere la possibilità di garantire che qualcuno ti aiuti alle prossime elezioni. E quindi non vengono scelti i direttori generali più bravi, vengono scelti quelli di un'area politica che ti devono garantire che tu risponderai alla persona tal e talaltra. In questi ultimi 5 anni abbiamo visto veramente il peggio. Abbiamo visto persone senza alcuna qualifica nominate direttori generali di ASL per poi dover essere richiamate dai tribunali, cancellate, sostituite oppure non sostituite, rimaste senza direzione a lungo. Abbiamo visto primari che sono diventati primari organizzando banchetti negli ospedali al tempo del Covid. Abbiamo visto che posti così sensibili, no? Un primario che deve gestire proprio alla responsabilità di condizione di un reparto dove la gente va malata e vorrebbe rientrare a casa guarita il più presto possibile, non affidati alla persona migliore, ma alla persona che ti può garantire maggiormente che farai quello che ti dice lui. Abbiamo in alcuni casi non solo lottizzato i primariati, ma lottizzato anche chi deve operare e andare in sala operatoria. E cioè ci vai tu in sala operatoria, non ci va tal'altro e quindi tu puoi crescere professionalmente e tal'altro invece viene di fatto mobbizzato e perde anche la sua capacità professionale. Ecco che i medici se ne vanno. Oggi uno dei due rispondendo alla Truzzo, rispondendo a chi gli diceva ma insomma la sanità non è che possa fare molto perché se i medici non ci sono non me li posso inventare, però i medici non ci sono non me li posso inventare, no, ma almeno potevi non farli scappare, perché i medici non è vero che non ci sono scappati nella sanità privata, sono scappati in continente, alcuni sono scappati all'estero, alcuni preferiscono fare i medici a gettone qui, no, lavorare meno ore ma almeno non avere l'umiliazione di un primario che non consideri migliore di te, che però vedi che è stato promosso per chissà che cosa. Molti medici sono andati via per questo motivo, perché il sistema sanitario pubblico non ha più garantito un luogo sano di lavoro, ha fatto perdere la vocazione di sentirsi parte di una missione collettiva, no? Quell'idea della missione per cui si sono magari iscritti a medicina. Questo è il tema della mancanza dei medici. Noi abbiamo scritto diverse cose che possono essere fatte subito. Per esempio abbiamo i ragazzi delle scuole di specialità, ma dopo che hanno fatto 6 anni di medicina, è proprio necessario che fanno altri 5 anni di scuola di specialità prima di farli lavorare? O è bene farli lavorare da subito dai reparti? E magari iniziarli a pagare come medici, anziché dargli un assegnetto che non basta per poter vivere fuori o lontano di casa. E devono fare altri 5 anni di specializzazione sottopagati e magari utilizzati o qualche volta anche sfruttati. Facciamoli lavorare prima. E se molti medici o medici di medicina generale, la specializzazione dura 3 anni, li mettono a lavorare dopo 3 anni, ma se
Se un medico di medicina generale non c'è in un paese, è assente, e lui dice qualche volta sostituiamoli anche con gli infermieri, anche con gli OS, ma gli possiamo anche mandare un medico che sia già laureato, lo possiamo far lavorare mentre si specializza? E quanti posti potrebbero coprire? Andare a richiamare quelli che sono andati via. Molti medici sono andati in pensione. Qualche giorno fa c'era al Report il caso emblematico, bellissimo, di una provincia italiana dove i medici sono ritornati dalla pensione e si sono messi a lavorare in maniera volontaria, non sono obbligati. Ma se ci sono medici che a 70 anni sono andati già in pensione da alcuni anni, o a 67 o a 68, non è che uno può fare il Presidente della Repubblica a 70 anni e non può fare il medico di medicina generale, no? Credo di sì, magari c'ha anche tanta esperienza e magari non obbligato, ma se vuole tornare a lavorare glielo possiamo permettere, almeno in questo periodo di emergenza, fin tanto che non ce ne saranno di nuovi. O così come altri sono andati all'estero, possiamo chiamarli qualcuno anche noi dall'estero, da altre situazioni, anche se qualcuno sta iniziando ad arrivare in Sardegna e non sempre questa esperienza sta andando bene a quello che mi stanno raccontando. Comunque certo bisogna lavorare e intanto riempire nuovamente togliere il numero chiuso, orientare i giovani a iscriversi in medicina, orientare i giovani e le giovani a iscriversi nelle professioni infermieristiche, perché non si stanno iscrivendo, non stanno coprendo i posti disponibili, non stanno coprendo nemmeno i posti disponibili nelle scuole di specializzazione. Quindi c'è da lavorare enormemente sulle risorse umane innanzitutto, che valgono ancora più di quelle tecnologiche, poi o degli edifici. Poi è chiaro che dentro tutta questa discussione, ospedali sì, ospedali no, è mancata la messa in atto del piano della medicina territoriale, è mancata proprio il funzionamento, sono mancate le cose. La medicina territoriale, tu l'hai accennato, funziona meglio se è anche digitalizzata, e cioè se il mio medico ha la mia cartella clinica, ma ce l'hanno anche gli altri 3 medici, ad esempio, di Itiri, in maniera che se ne manca uno, io vado dall'altro e lui mi garantisce la continuità assistenziale e mi garantisce la continuità assistenziale anche la guardia medica. E quindi ci sono le organizzazioni funzionali territoriali cosiddette, o anche le case della comunità. Quindi far funzionare il fascicolo sanitario, quando se ne parlava 15 anni fa era una novità, ma adesso c'è dappertutto. Se funziona il fascicolo sanitario, appunto, io sono assistito dal mio medico, ma anche da un altro medico, o dal medico del paese a fianco, dal medico di continuità assistenziale e così via. E nel mio fascicolo sanitario c'è tutto. E se vado al pronto soccorso, trovano tutto di me. Ma devono trovare tutto, per esempio, se io vado a fare un TAC. Se voi andate a fare un TAC, oggi vi consegnano un disco e un link, ma non lo possono ancora mettere nel fascicolo sanitario perché non sono stati autorizzati o perché manca un pezzo di software. Ma se mancano le mie analisi diagnostiche, se mancano le mie analisi del sangue, se manca il referto di una visita specialistica, se manca tutto questo, io non ho la mia storia e posso più difficilmente essere curato, e la sanità si sta perdendo un sacco di dati per organizzare meglio la cura delle persone, dati epidemiologiche, statistiche, la migliore comprensione di dove serve un aiuto e dove ne serve un altro. La tecnologia apporta nelle case la possibilità di essere assistiti anche con moderni macchinari e con l'aiuto magari dei professionisti che sono in ospedale. La telemedicina sta funzionando, abbiamo esperienze belle persino in Sardegna di telemedicina, e quindi portare l'assistenza fin dentro casa, a livelli più alti. E quando non è dentro casa, quanti di voi sono andati a farsi misurare la pressione in farmacia, o un elettrocardiogramma, o qualche volta un tampone? In altre regioni italiane si fanno i vaccini influenzali. Anche le farmacie devono essere un presidio del sistema sanitario pubblico, dove si fanno servizi avanzati. Oggi chi vuole va lì, ma se li paga.
mentre invece dovrebbero essere un luogo delle prestazioni garantite dal sistema sanitario pubblico. Insomma, c'è tutto un lavoro da fare sul personale, sulle regole, sulla tecnologia, sulla telemedicina, sulla messa in rete anche delle farmacie, sulla collaborazione attraverso le case della comunità o almeno attraverso le organizzazioni funzionali dei medici del territorio, affinché davvero ci sia l'assistenza dove nasce la necessità. Perché il pronto soccorso non ci vuole lavorare più nessuno? Perché i medici sono dirigenti medici e come dirigenti non gli pagano lo straordinario. E allora c'è un medico che lavora 7 ore e un medico che ne lavora 12 e lo stipendio è uguale. Secondo voi quello lì non scappa? O secondo voi si iscrive qualcuno alla scuola di specializzazione di medicina d'urgenza? Non si iscrive più nessuno, e infatti non si sono iscritti quest'anno. Non si sono iscritti né a anestesia, non si sono iscritti a geriatria, non si sono iscritti a medicina d'urgenza. Si iscrivono dove si può vivere più tranquillamente e magari guadagnare un po' di più. E allora se è così, costringi un medico al pronto soccorso a lavorare 12 ore, pagalo. Lo puoi pagare, pagalo, non pretendere che sia un santo. Non abbiamo bisogno di santi, abbiamo bisogno di persone che facciano adeguatamente il loro lavoro e sono persone che giustamente vogliono un compenso. Se nei nostri paesi più piccoli non c'è il medico perché non ci vuole andare, preferisce stare a Cagliari o a Sassari, o al massimo preferisce a Istri, ma a Perfugas non ci vuole stare, cosa facciamo? Accettiamo che non ci sia il medico? O gli diamo qualche soldo in più perché accetti di lavorare in una situazione, come si chiamano, in aree disagiate, le chiamano così. Così come, non è una novità, persino gli ambasciatori, no? L'ambasciatore nel Mali è più pagato dell'ambasciatore a Washington. Washington è più importante, ma nel Mali è più difficile. A Washington ci vogliono andare a tutti, nel Mali in pochi. E quindi gli danno l'indennità di sede disagiata. E noi glielo possiamo dare un po' di più a un medico che decide di andare in un'area più disagiata di altre, più distanti, dove magari deve fare un viaggio in macchina più lungo? Noi stiamo accettando che i medici non ci vadano. Paghiamoli e ci andranno. Evitiamo gli sprechi, ma paghiamo le persone. Evitiamo di buttare via dei soldi dove sono soldi buttati, ma paghiamo le persone, gli unici soldi buttati non sono quelli, altrimenti nessuno vuol fare più l'infermiere, altrimenti nessuno vuol fare il medico, e tantomeno i medici più impegnati. Questo dobbiamo fare, far funzionare le cose. È questione di amore per le cose, anche quelle apparentemente piccole, ma una cosa apparentemente piccola poi non ne fa... decreta il cattivo funzionamento di una cosa grande. Basta un granello di sabbia a non far funzionare una cosa grande, no, basta un cavetto messo male che non fa funzionare una cosa grande. E il sistema sanitario è così. Se noi siamo interessati a litigare sui direttori generali, a litigare su quello, a litigare sull'assessore, a litigare su quant'altro, a non fare, oh no, quello lì non lo nomino perché altrimenti poi fa votare Giuseppe perché fa votare amico di Giuseppe. Noi dobbiamo pensare alla sanità e pensare alle cose che non funzionano e farle funzionare, mettere assieme i fili, bene, metterli in ordine. E allora la sanità potrà funzionare, altrimenti ho due l'una. O siamo un popolo di deficienti che non sa far funzionare le cose, oppure siamo un popolo distratto che può prestare più attenzione e farla funzionare questa sanità. E credo che non possiamo accettare di essere un popolo di deficienti e che non riuscirà mai a far funzionare la sanità. Io ho finito e vi ringrazio molto. Ho finito e vi ringrazio dicendo questo. Poi finisce lui, io però vi voglio, ringraziare per questa pazienza incredibile, davvero mi porto dietro il ricordo. E poi vi voglio dire, ci stiamo giocando tanto, davvero, non ci stiamo giocando la mia lezione o la sua o quella di chiunque altro, ci stiamo giocando
la possibilità di tirar sulla testa e di cogliere questo momento storico particolare che è fatto di risorse e di opportunità ambientali, di un'Europa nuova che si vuole creare, la cosiddetta Europa della prossima generazione. Noi dobbiamo creare la Sardegna della prossima generazione, non dobbiamo vivacchiare, e quindi davvero c'è bisogno dello sforzo di tutti quanti, di una mobilitazione e anche di una presa di coscienza, di responsabilità, di dignità. A noi non ci interessa essere né gli amici di Giorgia né gli amici di Giuseppi, non ci interessa. Bene, vista l'ora, grazie per la pazienza, volevo ringraziarvi tutti uno per uno perché veramente 2 ore qua, insomma siamo andati anche oltre forse le previsioni. Abbiamo una settimana di tempo per lavorare tutti insieme e portare a casa poi un grandissimo risultato. Voglio ringraziare poi gli amici qua, i candidati, per Vota Sardegna Sara Poddighe, per Libero Giampiero Sanna e Bobore Secchi, per Azione più Europa Gavina Tola, Gianna Pedoni, Gianfranco Soletta e un grazie a Renato Soro. Abbiamo un piccolo rinfresco, qua si è spento tutto, quindi è l'ora di berci un bicchiere di vino.